Io consiglierei al sindaco di avviare una discussione politica non solo sul quarto lotto, ma su tutti gli argomenti che fanno parte della vita politica e delle decisioni future, perché non può essere che la modalità di azione politica si basa sullo squadrismo. Un'affermazione che riporta al ventennio e che dà l'esatta dimensione del clima che aleggia nel Partito Democratico cittadino, che con lo squadrismo, termine più di destra che non di centro-sinistra, dovrebbe centrare poco o nulla, ma che invece, secondo il consigliere eretico, come qualcuno chiama Maristella Caldato, riporterebbe ad un partito rigido e vessatorio del tutto antidemocratico. Credo che ci siano molte coscienze sporche e soprattutto una continua attività di tentativi di sfinimento nei miei confronti che sono iniziati ancora nel 2008, primo mandato, ricordo la battaglia sulle salette. Io continuo dal 2008 a ricevere i cittadini, anche ieri 15 famiglie, e ritengo questo sia un servizio importante. Che altri consiglieri non fanno più e che invece paga con affermazioni come quelle di ieri sul quarto lotto della tangenziale. Invito tutti i consiglieri che devono votare a venire sul posto, che mi chiamino, che prima di votare vedano cosa devono votare e non abbiano paura di fare la fine della Maristella Caldato. Segno che i cittadini hanno capito che per il consigliere la permanenza all'interno del partito sia fatta davvero difficile. Chi invece non si scompone e, come si dice, tira dritto, è proprio quella che è stata definita la Giovanna d'Arco del PD. Io comunque faccio parte della maggioranza e del gruppo consigliare Partito Democratico. Però Giovanni Tonella ha detto per noi lei è fuori. Beh, anch'io potrei dire che Giovanni Tonella ha frequentato l'Actor Studio di New York, ma non corrisponde al vero. I pareri e le opinioni non esistono, ci devono essere gli organi deputati a fare uscire le persone da un partito che è il Partito Democratico, quindi commissione di garanzia. Tonella non ha nessuna competenza e nemmeno il gruppo.